In tutta Italia oggi ricorre la giornata nel ricordo dello sterminio delle foibe. Abbiamo seguito, quello di Quartu. Quartu ha voluto ricordare in maniera esemplare la giornata del ricordo, dedicando alla tragedia delle foibe cavità carsica a strapiombo, dove moltissimi nostri connazionali furono gettati alla morte, un consiglio comunale straordinario. La manifestazione viene celebrata ogni 10 febbraio dal 2004. Nel 1947 dello stesso giorno venne firmato il trattato di pace che prevedeva l'assegnazione dell'Istria e di gran parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia. Non solo la città istituzionale ha dato spazio al ricordo di questo immane massacro, ma anche una rappresentanza folta delle scuole del comprensorio scolastico, che con attenzione hanno seguito il susseguirsi delle testimonianze. Molto commovente è quella del coro del liceo classico linguistico Mozzo, che sotto la direzione del maestro Federico Liguori ha voluto manifestare la propria solidarietà in modo del tutto originale. Sei milioni di ebrei senza vita, ognuna di esse una storia diversa che nessuno può raccontare. E allora c'è chi, con il proprio impegno sociale, dà voce a tutte loro, partendo anche dal proprio vissuto. Io penso che la storia debba essere insegnata ma dando una testimonianza forte. Siamo noi adulti per primi che dobbiamo dare testimonianze e dobbiamo credere nel fatto che la storia sia un momento non solo di ricordo ma veramente di passaggio, di testimonianze, e noi per primi dobbiamo essere testimoni di ciò che è stato. Io come figlia tra l'altro di una sarda che ha vissuto un anno di campo di concentramento a Rodi, continuo a parlare, quindi il mio compito è quello di testimoniare, portare la testimonianza di mia mamma e di tutti i sardi che hanno vissuto questa esperienza a Rodi, e tanti sardi comunque hanno lottato nel Friuli, hanno lottato per le terre irredente, quindi tantissima Sardegna anche in questa giornata, ricordando anche l'esodo degli ebrei giuliani a Fertilia. Troppo spesso la storia si ripete. Noi dobbiamo essere vigili. Stefano De Lunas, sindaco.